Un momento importante della politica italiana, siciliana, anche nazionale, per via anche della prossima elezione del Presidente della Repubblica. Ecco, qual è lo stato di salute della Democrazia Cristiana in un momento che tanti vogliono confluire al centro e che si continua a dibattere sulla paternità del simbolo della Democrazia Cristiana. Lo chiediamo proprio a lei, Pellegrino, che è della Democrazia Cristiana. È una storia lunga, che data dal gennaio 94, quando un Consiglio nazionale presieduto da Martinazzoli, segretario, e da Iervolino, presidente del Consiglio nazionale, decretò la fine della Democrazia Cristiana e la sua trasformazione in Partito Popolare Italiano, in aperta violazione dello Statuto e anche del Codice Civile, perché per sciogliere un partito bisogna compiere degli adempimenti che non sono stati messi in opera, come poi è stato dimostrato da varie sentenze che hanno dimostrato, l'ultima la Cassazione del 2010, che la DC non è stata sciolta. Giuda sta accanto a Gesù nell'ultima cena e i veri traditori della Democrazia Cristiana sono gli ex democratici cristiani che si sono serviti per le loro carriere della Democrazia Cristiana quando la DC era in auge ed era un treno che viaggiava a velocità supersonica. Poi non si capisce per quale motivo, forse trascinati nella marea di Tangentopoli, si sono sparpagliati di qua e di là abbandonando la DC, ma la cosa più grave è che questi stessi DC hanno contestato la ripresa della Democrazia Cristiana ad opera di operai di paese, perché sono state presentate liste in Abruzzo e anche in Sicilia con riferimento alla Democrazia Cristiana. Io ricordo che in Sicilia io mi candidai all'elezione provinciale e allora ebbe il ricorso dell'allora vice segretario nazionale del CDU, credo, l'allora senatore, credo, Nuccio Cusumano. Il TAR diede ragione e noi presentammo la lista. In base a quella lista, a quella presentazione, a quel ricorso al TAR, abbiamo potuto dimostrare nei tribunali a Roma che c'è stata la continuità della Democrazia Cristiana. Non è vero che la DC non ha presentato liste successivamente al 1994. Sono state presentate, come ho detto, liste in determinate regioni, è stato eletto qualche consigliere, però sulla DC è calato il silenzio. È calato il silenzio anche sull'Italia, perché da allora, da quando non c'è più la DC, l'Italia è quella che è oggi. Oggi siamo in mano a chi? Per cui a questo punto, da solo, se non c'è un accordo all'interno del centrodestra, perché ci sono tanti galli nel pollaio con poche galline, se non si mettono d'accordo, se non c'è un'unità di intenti, se non c'è un programma unico, condiviso e accettato, Leo Pellegrino presenterà il simbolo Libertas della Democrazia Cristiana, poi mi dimostreranno che non lo possiamo utilizzare, perché in usa l'UDC, con il quale stiamo tentando, o meglio sto tentando, assieme a diversi amici in tutta Italia, di riuscire a trovare un accordo ponendo fine a liti, querele, tribunale e compagnia bella per arrivare a una soluzione di unità e impostare un progetto che sia diverso e nuovo, in particolar modo basandoci sull'articolo 41 da attuare per il benessere della Sicilia.